Loretta Urani, artigiana della Confrazionato di Vicenza, esperta di baccalà alla vicentina. Il baccalà alla vicentina è stato forse uno dei protagonisti, perché è anche forse il più noto prodotto tipico presentato al Parlamento. Ci spieghi velocemente le difficoltà a farlo bene? Beh, intanto ci vuole un prodotto di ottima qualità, quindi un prodotto costoso. Io faccio parte della confraternita del baccalà e noi usiamo soprattutto baccalà norvegese. La difficoltà di fare il baccalà è prendere il pesce, bisogna batterlo in modo da farlo diventare più morbido, in modo che assorba meglio l'acqua. Bisogna lasciarlo in bagno 3 giorni, continuando a cambiare l'acqua, e quando si è ammorbidito si può cominciare a lavorarlo. Quindi bisogna prendere questi pesci e deliscarli, e anche lì è una bella procedura perché bisogna aprirli tutti e togliere tutte le lische a mano. Tutta manuale e artigianale? Sì, tutta manuale. Poi si fa un soffritto con la cipolla, l'aglio e l'acciuga, le sarde sotto sale, si mettono un po' a soffriggere, quindi si mettono i pezzi di baccalà, si alternano con questo soffritto, si copre con il latte e l'olio, anche l'olio deve essere di buona qualità, non deve essere troppo forte perché sennò copre, diventa un po' amaro il prodotto, quindi deve essere un olio gentile. E poi bisogna farlo pipare lentamente per 4 ore. I parlamentari hanno apprezzato, quelli europei? Io penso di sì. Un'altra cosa, bisogna infarinarlo anche, mi sono dimenticata di dirlo, e farlo andare lentamente. Ho visto che hanno fatto il bis, quindi... Hanno fatto il bis.